Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo tentativo con lotta per il comando dall'interno di Dijon Group, al largo invece veloce Epicolor che prende il comando e cerca di scendere lunghi i birilli. Ci sono ancora le punte di Dijon Group che prova a rientrare. Lotta serrata per i primi 200 metri di corsa, ha sbagliato dell'Alba. 14,7 per i primi 200 di corsa e alla fine Dijon Group è riuscito a rientrare a Epicolor, il quale non trova neanche posto in corda perché c'è stato l'inserimento da parte di Emily SSG, terzo in corda Eva Light che precede Elite GSO, mentre in seconda pariglia Evergreen B che già sposta per venire allo scoperto dopo 500 metri. I primi 400 sono stati passati in 29,6, ora si rallenta con Dijon Group all'avanguardia, 46 per i primi 600, arriva Evergreen B che aggira Epicolor e si porta a lato di Emily SSG, la quale segue seconda avanti ad Eva Light e così si passa il primo giro in 1-1-3. All'avanguardia Dijon Group, al suo esterno Evergreen B, in corda Emily SSG avanti a Eva Light, seconda pariglia per Epicolor che precede Dream Matto, mentre alla retroguardia rimane Eubuleo in quarta pariglia esterna. Uno 16,9 in 1000 di gara, Dijon Group mantiene buon ritmo al comando, Evergreen B sempre allo scoperto, frazione sotto alle tribune in 14,7. E Dijon Group approccia la curva di destra in vantaggio, Evergreen B allo scoperto, in corda Emily SSG, allo steccato anche Eva Light con accanto Epicolor, il leader fa selezione, mantiene gli avversari a distanza, 14,9 anche la curva di destra, Dijon Group è sempre al comando, Evergreen B prova ad intensificare le palate al suo esterno ma non si fa avvicinare il leader, la sparata dal fondo è quella di Dream Matto che al miglio in 2-1 cerca di portarsi sulla testa della corsa Dijon Group che scappa, in corda rimane Emily SSG, sul passo Evergreen B, a largo di tutti c'è Dream Matto con in scia Eubuleo, all'ingresso dell'addirittura d'arrivo è in vantaggio Dijon Group, arriva Dream Matto al largo di tutti, lo scatto di Dream Matto sul passo Evergreen B, Dijon Group è ancora in vantaggio ma sta arrivando Dream Matto, Evergreen tra i cavalli, lotta serrata, Evergreen che si riprende su Dream Matto sul palo, strettissima tra Evergreen B e Dream Matto al largo, uno 16,3 il doppio chilometro, sarà fotografia per l'ordine d'arrivo, Dream Matto ed Evergreen B piombati sul traguardo simultaneamente con la puntata di Dream Matto, si è difeso sul passo Evergreen B che è rientrato al rivale, andiamo a rivedere sul traguardo la stretta con Dream Matto che qui ancora qualcosa probabilmente Dream Matto però è strettissima, la telecamera non è in asse quindi bisogna andare a aspettare il verdetto del giudice d'arrivo. Dream Matto ed Evergreen B in stretta foto per la vittoria.